In uno scenario decennale, circa 130 comuni veneti sotto i 10.000 abitanti avranno serie difficoltà a erogare servizi efficienti sul proprio territorio. Si deve andare verso la fusione spinta dei comuni. In provincia di Belluno ne sono già state realizzate 5 sulle 14 complessive in Veneto. Il tema è stato al centro dell'incontro che ha concluso a Belluno il tour dell'assessore regionale al bilancio e alla programmazione Francesco Calzavara per la presentazione del nuovo piano di riordino territoriale. Abbiamo scoperto nel bellunese l'importanza delle unioni montane che devono essere valorizzate perché riescono a dare dei servizi. Dagli incontri è emersa chiara la necessità di semplificare i livelli di governance non solo con riferimento all'esercizio di funzioni in forma associata ma anche per una più efficiente programmazione regionale in vari settori. Il nuovo piano modifica le leggi regionali in materia di associazionismo, fusioni e IPA, abbassa il quorum per la validità dei referendum di fusione dal 50 al 30% e in alcuni casi anche al 25% laddove vi sia una percentuale alta di iscritti all'AIRE e guarda al futuro assetto delle province. Le nuove province che arriveranno molto probabilmente tornando alla riforma pre-del-Rio e gli ambiti territoriali sanitari che diventeranno ambiti territoriali ottimali, quindi in grado di essere una programmazione intermedia tra comune, provincia e regione, e poi appunto le unioni montane, le IPA e un processo di fusione che riteniamo la Regione del Veneto debba in qualche modo cercare di evidenziare. Conclusa la fase di raccolta delle osservazioni da parte dei comuni del Veneto, il piano verrà adottato dalla Giunta regionale per acquisire il parere della prima commissione consiliare.